Inutile parlare di coffee show latte art, inutile parlare di caffè, di cappuccino, di tutto quello che serve perché sia buono se non parliamo poi di articoli che sono quelli professionali, in questo caso in acciaio, che siano quelli casalinghi, insomma inutile non parlare dei prodotti che commercializza Motta, Metallurgica Motta. Sì, noi abbiamo realizzato una serie di articoli professionali in collaborazione con baristi italiani e esteri, in cui ci hanno dato le indicazioni per dare appunto degli oggetti a loro utili per il lavoro di tutti i giorni e poi anche durante queste competizioni. Così che sono nate le nostre lattiere, i nostri pressini, oltre battifondi e tappetini, tutto per l'utilizzo del barista. Quindi li ideate voi sulla base delle indicazioni che vi arrivano poi dagli addetti ai lavori? Esatto, ci danno delle indicazioni sull'oggetto che a loro serve e dove è possibile con la lavorazione dell'acciaio, dove noi operiamo da più di 50 anni, andiamo a realizzare questi oggetti per loro. Anche a proposito dei materiali con cui si realizzano contenitori o comunque oggetti che poi vengono utilizzati ai fini di somministrazione, in questo caso parliamo di bevande, si parla sempre di più dei componenti all'interno e quindi l'assenza di determinati metalli che possono essere ritenuti più o meno pericolosi, alcune leggende metropolitane che si uniscono invece a dati scientifici. Voi come vi comportate? No, ci sono effettivamente dei materiali che non devono essere utilizzati nel contatto con alimenti. Per quanto ci riguarda la nostra politica è sempre di usare acciaio inox, AISI 304, più comunemente acciaio 1810, questo è adatto appunto al contatto con alimenti, forse il miglior materiale perché è inattaccabile, proprio per garantire a tutti i nostri clienti e agli utilizzatori poi delle bevande e dei prodotti la massima tranquillità. Facendo attenzione, ci sono sul mercato effettivamente su cose di importazione materiali non idonei. Speriamo sempre in migliori controlli da parte delle autorità. Ecco, qui noi parliamo soprattutto dell'aspetto dei prodotti professionali in acciaio, quando però parliamo di articoli casalinghi possiamo parlare della stessa attenzione da portare ciascuno in casa propria. Esatto, quella politica della nostra azienda, che è nata come azienda di produzione casalinghi, ha sempre usato lo stesso materiale proprio per dare tranquillità a tutti i nostri clienti, che poi è stata trasportata anche nell'utilizzo nel prodotto professionale. C'è un'idea che fa parte tra l'altro dei vostri prodotti che vale la pena di sottolineare, cioè non avere questo è ormai assurdo, c'è una possibilità di questo tipo, dire se ce l'hai ok, se non ce l'hai ma come fai? Beh, noi il nostro articolo di maggior successo è stata la lattiera, quella che oggi è stata utilizzata in gran parte dai ragazzi che hanno partecipato, proprio perché è nata sulle indicazioni dei baristi in tanti componenti, dalla forma al materiale, alla sagoma della maniglia, proprio per dare un articolo professionale. Questo è stato quello che ci ha permesso di entrare in questo mondo del caffè, poi la collaborazione anche con Giovanni qui al Coffee Show Latte Art, e appunto il nostro articolo di punta. Da lì è stato correlato da altri articoli sempre legati al mondo del caffè.